Al lavoro il pontone per ripristinare parte della provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Obiettivo entro Natale riprendere la viabilità per i bus navetta. Chiuso il termine di presentazione delle domande di risarcimento per il maltempo in Liguria, oltre 200 milioni di danni solo per la parte pubblica, al vaglio la costituzione di un fondo di garanzia. Il linguaggio in parabole è una strada indicata agli insegnanti dalla biblista Rita Pellegrini per raggiungere i cuori degli studenti e far meglio apprezzare la bellezza dell'annuncio del Vangelo. Il cammino dell'Avvento accompagnato quotidianamente da brevi riflessioni di Don Andrea Buffoli, ogni giorno su Telepace, la rubrica per vivere appieno il tempo forte verso il Natale. Festa sociale per la società operaia Tommaso Sanguinetti di Lavagna. L'ente, con i suoi 144 anni di vita, continua a promuovere attività di mutuo soccorso per i 250 soci. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. L'apertura ci porta quest'oggi nel Tigullio occidentale, dove proseguono le opere per ripristinare la viabilità nelle scorse settimane si sono completate le operazioni di montaggio della passerella pedonale che dovrà ora essere collaudata. Da questa mattina invece è in azione il pontone che sta sistemando i massi a protezione del tratto di strada crollato prima di Paraggi. L'obiettivo della città metropolitana è quello di riaprire la viabilità a questo tratto di strada entro Natale, in modo da permettere l'utilizzo dei bus navetta. Alle nostre spalle il pontone per la posa dei massi. Obiettivo è chiudere questa voragine per poter riaprire il transito anche ai bus che poi effettueranno la navetta. Sì, l'obiettivo appunto quello che si diceva, di consentire l'arrivo dei mezzi ATP in modo da ripristinare un collegamento con un mezzo a monte e a valle del problema della strada che è collassata e ridare così l'accessibilità a Portofino. In azione il pontone, da dove arrivano i massi, come verrà portata avanti questa operazione? Il pontone arriva da Chiavari, questo mezzo ha già cominciato a operare nei giorni scorsi. In realtà noi già dal 30, il giorno dopo il problema della mareggiata, abbiamo iniziato i lavori. Da Regina Elena si era formato una voragine che non consentiva l'accesso ai mezzi al depuratore, che aveva subito appunto dei danni importanti. Siamo partiti da lì per ridare la funzionalità a quell'impianto che ancora oggi ha bisogno di interventi importanti. Che tempi si prevedono per questo intervento e poi per una riapertura parziale anche ai pedoni e anche ai motorini che comunque qui arriveranno a avere il contatto con Santa Margherita? Per la riapertura siamo anche legati alle condizioni meteomarine. Come possiamo vedere, il pontone lavora in condizioni di mare calmo. Nei prossimi giorni comunque intendiamo aprire la passerella ai pedoni con un controllo rispetto agli orari e un presidio. Per Natale vogliamo ampliare questa possibilità di accesso. Appena chiuso questo punto, pensiamo di poter attivare il servizio di bus navetta, che è quello comunque che darà una risposta in termini di accessibilità importante. Come anticipato è ormai concluso l'intervento di costruzione della passerella pedonale che toglierà Portofino dall'isolamento. Martedì è in programma l'inaugurazione con le istituzioni, ma per la riapertura al pubblico i tempi non sono ancora certi. Occorre infatti mettere in sicurezza tutta l'area. Abbiamo fatto il punto con i sindaci del borgo di Portofino e di Santa Margherita Ligure. Alle nostre spalle la passerella pedonale è terminata a tempo di record. Martedì ci sarà l'inaugurazione da parte delle istituzioni, ma non sarà ancora accessibile al pubblico. Sindaco, quando si potrà vedere le persone passare e vedere collegato, almeno pedonalmente, Portofino con Santa Margherita? Sì, martedì facciamo il primo passaggio. Abbiamo sentito ieri l'azienda che ha fornito la passerella, ha detto che lunedì vengono a fare le finiture che mancano ancora e poi ci sarà il collaudo in seguito. Martedì 4 istituzioni verranno a Portofino, facciamo questo passaggio tutti insieme, che è un bel segnale perché sono tutte le persone che hanno lavorato intensamente in questi giorni per creare questo primo presupposto di togliere Portofino dall'isolamento. Adesso si valuterà qualche giorno un attimo dal punto di vista di gestione della passerella. Ecco, adesso ci incontreremo noi, il Comune di Santa Margherita, città metropolitana, che è la proprietà della strada, per normare
i passaggi. L'idea sarà quella comunque di poter avere un uso abbastanza aperto della passerella per il periodo natalizio. Un lavoro di squadra che ha visto le amministrazioni, Regione, Città Metropolitana insieme. Portofino e Santa Margherita, due realtà che comunque sono sempre più vicine. Sì, davvero, credo che come eravamo unite prima nella collaborazione per fare cose insieme, adesso siamo uniti nella disgrazia per cercare di rispondere positivamente e mi sembra che questa sinergia sia stata molto importante e abbia dato risultati concreti, non solo tra Portofino e Santa Margherita, ma anche con Città Metropolitana e Regione Liguria. La passerella toglierà Portofino dall'isolamento, ma occorre ancora lavorare, c'è il depuratore da ripristinare, la viabilità comunque fino a qui ancora abbastanza compromessa. Che tempi vi siete dati? Altrettanto è molto importante in effetti che la passerella già da questo Natale possa levare Paraggio e Portofino dall'isolamento e dunque consentire anche di svolgere attività e dare servizi nel borgo di Portofino. Poi certo, per arrivare fino a qui si passa attraverso l'area della Cervara, dove ancora abbiamo una serie di situazioni da risanare. Penso al depuratore che in realtà già adesso sta lavorando in pretrattamento, dunque non sta inquinando, sta lavorando in maniera funzionale. C'è ancora bisogno di riuscire ad andare nella condotta quella lunga e non nella breve e c'è ancora necessità di rimettere in sicurezza tutta la scogliera mare. Stiamo trattando con i reti per concordare le modalità e i tempi dell'intervento. E nel frattempo si è chiuso il termine di presentazione delle richieste di risarcimento danni per gli eventi meteorologici di fine ottobre. In tutta la Liguria sono necessarie opere di ripristino per oltre 200 milioni di euro, a fronte di 6 milioni e mezzo o 7 milioni che si potranno attingere dall'ordinanza di protezione civile. Sono allo studio forme di aiuto. Sentiamo. È scaduto il termine per presentare le schede della dichiarazione dei danni a seguito della mareggiata di fine ottobre. È possibile quantificare per la parte pubblica quanto danno ha avuto la Liguria? Ma guardi, una prima stima sembrerebbe attestarsi sui 200 milioni di euro su base regionale, quindi un danno enorme. E l'ordinanza di protezione civile porta con sé una dotazione di 53 milioni di euro per tutta l'Italia. L'ordinanza di protezione civile quale dotazione finanziaria porta con sé per il ripristino dei danni? Porta una dotazione di 53 milioni di euro su base nazionale. Alla Liguria in proporzione spetteranno circa 6 milioni e mezzo / 7 milioni di euro. A fronte dei 200 milioni di danni complessivi è evidente che bisognerà attingere altre risorse ed è quello che il Presidente Totti sta facendo, cercando in conferenza Stato-Regioni di promuovere una norma primaria che porti con sé una dotazione tale da poter far fronte in maniera abbastanza adeguata ai danni totali. Oltre a questo, la strada che Regione Liguria sta percorrendo è quella della costituzione di un fondo di garanzia. Certo, perché tante imprese che sono andate distrutte hanno una difficoltà enorme ad accedere al credito. E quindi la costruzione di un fondo di garanzia è un elemento molto importante per poter ripartire, anche alla luce del fatto che molti operatori balneari hanno la scadenza, cioè tutti gli operatori balneari hanno la scadenza delle concessioni nel 2020, quindi le banche hanno difficoltà ad accordare credito in una situazione di questo tipo. L'elemento però, a mio avviso molto importante, è che si sta lavorando per far sì che la proroga delle concessioni, che poi non è una proroga ma è una proroga dovuta all'emergenza, quindi non si bypassa la Bolkestein, sia calibrata in funzione dell'investimento che fa il proprietario, il titolare della concessione, fino a un massimo di 10 anni e questo darebbe respiro per poter ammortizzare l'investimento. Ora la cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A7 per un incidente stradale. Un autoarticolato per cause in via di accertamento si è ribaltato dopo la galleria Campora scendendo verso Genova. Stiamo vedendo alcune fotografie. L'autista è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. Il camion ha occupato completamente la carreggiata e ha perso dei serbatoi un'ingente quantità di gasolio. Fortunatamente trasportava vestiti e non merce pericolosa. Il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di rimozione del mezzo. Apprezzare la bellezza dell'annuncio del Vangelo è uno dei compiti che gli insegnanti, soprattutto quelli di religione, devono cercare di trasmettere ai giovani. Una guida al linguaggio più adatto da usare con i ragazzi è stata indicata dalla biblista Rita Pellegrini, docente di teologia all'Università Cattolica di Milano. Negli giorni scorsi è intervenuta durante un corso di formazione promosso dall'Ufficio Scuola della Diocesi. In che modo l'annuncio del Vangelo oggi può essere accattivante per i ragazzi delle scuole?
I metodi per insegnare il Vangelo sono tantissimi, oggi ne abbiamo proposto uno. Abbiamo affrontato le parabole di Gesù e ci siamo fatti una domanda principale: perché Gesù parlava in parabole? Gesù parla in parabole perché le parabole illustrano dei comportamenti, parlano della vita, hanno un linguaggio molto vivo e quindi è molto importante capire quale linguaggio usiamo per parlare di Dio. Gesù fa capire che il linguaggio parabolico è il più adatto. E poi ancora le parabole sono non solo un metodo pedagogico corretto, un metodo per dialogare con tutti, con la gente, con le folle, ma anche per condurre gli ascoltatori a verità più alte e dunque per rivelare il mistero di Dio. Quindi oggi i docenti a scuola che cosa dovrebbero fare? Io penso che i docenti dovrebbero leggere direttamente i testi evangelici e privilegiare soprattutto il parlare in parabole, perché appunto è un linguaggio affascinante. Se le folle erano stupite nell'ascoltare Gesù, forse ancora i nostri studenti potrebbero rimanere stupiti appunto ascoltando le parabole di Gesù proposte dai docenti. Delle parabole a scuola già si parla, ma che cosa non si sta facendo quindi in questo momento? Io credo che sia possibile imparare a leggere più seriamente il testo. Si sorvola, si pensa di saperlo già tutto e invece bisogna entrare nel testo. Per esempio abbiamo affrontato la parabola del buon samaritano, di solito si sorvola sul personaggio del sacerdote della vita per fermarci sul personaggio del samaritano. E invece la domanda: perché il sacerdote non si ferma? Perché il levita non si ferma? E mettere in luce la loro omissione di bene, la mancanza di misericordia che Gesù denuncia come male. Omettere di fare il bene è un male. La relazione della biblista Rita Pellegrini sarà proposta domani sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E ora andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per parlare di una delle iniziative che caratterizzeranno il tempo d'Avvento ma anche l'intero anno pastorale per le comunità di Santa Margherita Ligure, che con l'inizio dell'Avvento intraprendono un cammino di approfondimenti e riflessioni sul Vangelo di Luca. Il percorso sarà caratterizzato dalla formazione di gruppi di ascolto che si riuniranno nelle abitazioni nei prossimi mesi e di appuntamenti di approfondimento in cui mettere in comune gli spunti emersi. In occasione del ritiro d'Avvento, domani alle 15 al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure, sarà proposto il primo momento di ascolto della parola. Claudia Cole, attrice e regista che da molti anni ha intrapreso un cammino di conversione e di fede, leggerà i primi 9 capitoli del Vangelo di Luca con l'accompagnamento musicale al violino di Andrea Cardinali. Al termine della lettura i presenti che lo desiderano potranno partecipare ai primi gruppi di ascolto con la lezione del prologo sul tema Amico di Dio, questo Vangelo è per te. Domani, prima domenica di Avvento, inizia il tempo in preparazione al Natale. In questo percorso ci accompagnerà ogni giorno Don Andrea Buffoli, direttore dell'ufficio per la pastorale liturgica della diocesi di Chiavari. La rubrica Il cammino dell'Avvento, farci sorprendere dalla vita, proporrà ogni giorno una piccola riflessione di pochi minuti per vivere con più consapevolezza questo tempo forte della vita della Chiesa. Ogni giorno sarà scandito dalla lettura di brani del messaggio del Papa o dai testi proposti dalla liturgia durante le celebrazioni, seguite da un breve commento. La rubrica va in onda nel corso della programmazione quotidiana su Telepace 1 al canale 15, poco prima delle 9:30, alle 12:43, 19:10, 20:30, 22:45. E questa sera al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno si svolgerà il tradizionale scambio degli auguri natalizi tra il vescovo Alberto Tanasini e i rappresentanti dei club service della diocesi. Alle 19 l'incontro si aprirà con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal vescovo. Alle 20:15 circa la cena. Le offerte raccolte saranno destinate alla mensa dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure. La società operaia di mutuo soccorso Tommaso Sanguinetti di Lavagna è stata fondata il 23 agosto del 1874. Nell'ambito delle attività promosse dall'ente, nel 1898 fu fondata la scuola di disegno sotto la guida del maestro Tommaso Sanguinetti, di cui oggi il sodalizio porta il nome. Negli anni l'attività dell'ente è mutata, ma è rimasto inalterato lo spirito dell'inizio di portare con gesti concreti solidarietà verso le persone bisognose. Recentemente la società operaia lavagnese si è riunita per la festa sociale. Festa sociale per la società operaia.
Pranzo sociale con relativa messa che è stata svolta adesso nell'oratorio della Santissima Trinità, e dopo ci accingiamo ad andare al pranzo passando sotto la sede che è in via Roma al numero 16, che la sede è di proprietà dal 1926. Cosa fate adesso? Ora ci abbiamo le mani legate come manifestazioni con le nuove normative e leggi, aiutiamo soltanto i soci e noi siamo circa 250 effettivi e viviamo alla giornata, si può dire. Siete un bel gruppo però. Sì, siamo dei più numerosi, siamo orgogliosi di essere in tanti e cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi. Ogni anno festeggiate la giornata vostra con la Santa Messa e poi un pranzo sociale. Esatto, lo ripetiamo da sempre, partecipiamo in un numero ristretto perché purtroppo tra quelli che ci sono mancati e tutti gli acciacchi siamo un gruppo di persone piuttosto anziane. E cerchiamo di tirare avanti sia la società che le partecipazioni nel migliore dei modi. Abbiamo visto anche la presenza del presidente della società di Chiavari. Sì, come tutti gli anni la tradizione vuole che noi invitiamo le consorelle sia della Società Operaia Cattolica e la Società Vittorio Leonardi di Chiavari. Alza le vele, con questo motto l'Istituto Maria Luigia di Chiavari invita genitori e studenti ad una giornata di scuola aperta che si terrà domani dalle 15:30 alle 19. La scuola aprirà le proprie porte ai visitatori mostrando tutte le iniziative dalla classe primavera della scuola dell'infanzia sino alle medie. Tra queste un nido per volare, servizio integrativo per l'infanzia dai 3 ai 24 mesi. La scuola Maria Luigia ha sede in via Santa Chiara 20 a Chiavari. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, voto di sfiducia. I dati dell'Istat segnalano i timori di imprese e consumatori. Al G20, trattativa Italia-Unione Europea, giallo sul deficit ridotto al 2,1% e slitta l'esame. In atteso calo meno 0,1 del PIL nel terzo trimestre, meno contratti precari, più occupati e disoccupati. E c'è tensione nella maggioranza, sì al Global Compact, Fico sfida il salvinismo, bocciato anche il decreto legge sicurezza. I cattolici per un'Europa fraterna e salda, casa dei popoli, appello e impegno. E poi in foto AIDS, tragedia d'Africa, si prova un vaccino nel sud-est del continente, 1000 morti al giorno. Nelle pagine interne l'inchiesta giardini che fanno guarire e città cambiate dagli alberi, non solo aria buona ma interdipendenza tra creature, l'importanza anche sociale del verde pubblico, e molte ricerche scientifiche indicano come la presenza di piante e ambienti naturali rendano più celere la ripresa post-operatoria e facciano ridurre il ricorso ai farmaci. Bassetti, via il vento della paura, l'Europa sia una patria di popoli. Il presidente della CEI auspica un'unione pacificata e solidale. Passiamo al secolo XIX, Ponte di Genova, l'ora delle scelte verso il primo incarico. Il Rina Project Manager Cimolai svela il viadotto ad Arco di Calatrava, manovra, i soldi per la zona arancione non ci sono, Rixi dice il commissario Bucci li troverà. Le verifiche anticorruzione affidate poi all'ex procuratore capo Michele Di Lecce. In foto Gabrielli nella caserma delle torture, G8 fu un'onta. L'Italia non cresce più, il PIL torna negativo, sale la disoccupazione, i dati Istat e il timore della recessione. Poi Carige, l'aggregazione non è obbligatoria ma porterebbe valore. L'intervista all'amministratore delegato Fabio Innocenzi, la banca è in sicurezza. Passiamo al Levante, strada 227, corsa contro il tempo per scongiurare la chiusura totale. Da oggi via gli interventi di somma urgenza sul tracciato, intanto martedì a Paraggi si inaugura la passerella pedonale.
La cronaca muore 4 ore dopo un esame di ago aspirato, indaga la procura, esposto dei familiari di una donna di 78 anni che si era sottoposta a un accertamento di routine all'ospedale di Sestri Levante. E in ospedale clima di rassegnazione, parla il sindaco Ghio, situazione peggiore di quanto mi aspettassi, il consigliere Garibaldi, svuotano tutto, viale replica, si continua a fare allarmismo. Intanto l'ASL a Sestri Levante un percorso dedicato al paziente oncologico dallo screening alla cura, le risposte dell'azienda sanitaria sul destino del nosocomio di Via Terzi. Da Rapallo arrivano le cure intermedie integrate con l'esistente. Il Consiglio italiano per i rifugiati esprime preoccupazione per la conversione in legge del decreto immigrazione e sicurezza che, si legge in una nota, comprimerà i diritti dei richiedenti asilo e rifugiati e andrà a compromettere il sistema di accoglienza e integrazione in questi anni faticosamente costruito. Tra i punti critici, secondo il CIR, c'è la possibilità di limitare la protezione per coloro che fuggono da guerre e persecuzioni e di trattenere i richiedenti asilo per 210 giorni per identificarne l'identità. La legge introduce inoltre la procedura accelerata in frontiera e nuove ipotesi per qualificare la domanda d'asilo come manifestamente infondata. Il ministro Affari Esteri redigerà un elenco di paesi di origini sicuri, realizzando così categorie di richiedenti a cui sarà negata ogni garanzia. Andiamo ora in redazione, per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Subito un aggiornamento di cronaca. C'è stato un incidente questa mattina a Piani di Ogno, in comune di Neirone. Ha compiuto un volo di oltre 4 metri mentre stava lavorando nelle fasce davanti a casa. Protagonista un uomo di 73 anni, attorno alle 10 è caduto da un terrapieno dentro un fosso, riportando nella caduta trauma cranico e un trauma alla schiena. L'uomo, sempre cosciente, è stato soccorso dai medici del 118 e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. È stato presentato questa mattina a Rapallo il progetto di solidarietà Il Tigullio non molla. Attraverso un logo si darà la possibilità a chi vorrà farlo di raccogliere fondi per sostenere le imprese del Tigullio occidentale danneggiate dalla mareggiata. Il simbolo racchiude una grande onda che si trasforma in un cuore, il piccolo pino dello scoglio della Carega che simboleggia la resistenza del territorio e il tondo di un sole che nasce, riportati poi i nomi dei 4 comuni, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita, Ligure e Portofino, a rappresentare la sinergia di un territorio che si resta unito. I fondi saranno versati su un unico conto corrente e le imprese danneggiate che saranno sostenute individuate tramite l'elenco delle attività presentate dalla Camera di Commercio di Genova. Dalla redazione è tutto, linea allo studio. Bene, grazie. Abbiamo ancora una notizia che riguarda la Chiavari Nuoto. Con la decisione assunta dal TAR Liguria sembra definitivamente assegnato alla società Chiavari Nuoto la gestione della piscina Ravera di Chiavari. La società verde-blu, dopo aver vinto il bando di gara l'estate scorsa, ha dovuto attendere la decisione del Tribunale a seguito del ricorso presentato da parte dei concorrenti. Per i prossimi 5 anni la conduzione dell'impianto di Largo Pessagno spetterà dunque al club chiavarese. Con questa notizia si chiude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata, buona domenica.